Eder. Mech. Pallister. Non è naturalmente ancora il momento di cantare vittoria perché non è arrivata l'ufficialità, però le voci che girano da molti giorni, che sono state confermate anche stasera nella trasmissione Quarto Grado, vogliono Liliana soffocata e vogliono anche Liliana morta il 14 dicembre. Se tutto ciò sarà confermato dalla Cattaneo, sarebbe il caso, senza fare nomi, che tantissima gente che si sente intoccabile cambi mestiere. Parliamo a personaggi di Ore 14, di storie italiane, di Mattino 5, di Quarto Grado, poi non ne parliamo proprio. Molti hanno iniziato a seguire questo caso solo dopo e non sanno che nel primo anno e mezzo solo questo canale andava in una certa direzione e tutti gli altri praticamente erano contro, a partire poi dai media, dove la storia era molto simpatica perché Sebastiano raccontava in ogni programma una storia diversa e ogni programma si limitava alle versioni che Sebastiano aveva rilasciato in quello stesso programma. Quindi Sebastiano costruiva delle versioni di se stesso completamente diverse in ogni programma. Ogni programma aveva un'idea di Sebastiano diversa, ma nessuno comunicava, a differenza di YouTube qui, dove, come confermava ai tempi la stessa Abruzzone, emergeva il vero Sebastiano. Poi adesso di recente la Abruzzone ha cambiato versione, anche oggi è stata vista in studio davanti alle contraddizioni di Sebastiano non intervenire mai. Questo lascia pensare, anche se lei nega, che abbia un ruolo nella difesa di Sebastiano. Fatto sta che adesso potrebbe essere il momento di cercare il killer che ha ucciso Liliana. Io ho sempre pensato più che a una persona, a due persone. Di certo c'è da dire che abbiamo degli elementi per cercare il killer e questi sono il ritrovamento del corpo. Solo chi aveva interesse a far ritrovare il corpo avrebbe potuto lasciare Liliana nell'ex OPP. Sappiamo da Silvia che Sebastiano aveva questo interesse, ovvero quello che poi l'avrebbe portato a riscattare i soldi, sia la pensione che il conto in banca di Liliana, evitando i 10 anni di morte presunta. L'altro elemento sono tutti quegli indizi che riconducono alla casa di Liliana. Allora, se Liliana si era suicidata, li aveva portati con sé ed era tutto normale. Ma se Liliana non si è suicidata, è inutile farsi film di chiavi e cose varie. L'unico che aveva effettivamente la possibilità di entrare in quella casa senza destare sospetto era proprio Sebastiano. Per cui un'indagine seria non potrà non partire da Sebastiano contro Sterpin e altri. Ci sono solo film che sono assolutamente campati in aria. Si parte nelle indagini alle cose concrete e l'unica pista concreta, fatevene una ragione, al momento è quella del marito, per tantissime ragioni. Tra l'altro Sebastiano di recente ha detto di non credere agli youtuber perché dicono solo fesserie e infatti il problema di Sebastiano è stato che questi canali sono quelli che l'hanno messo in croce. Infatti se Silvia e lo stesso Claudio più volte ci hanno ringraziato per il lavoro fatto, perché soprattutto quando non ci fu l'archiviazione eravamo rimasti solo noi di questo canale a continuare a fare video ogni giorno su Liliana. C'era stato un periodo di 2-3 mesi in cui nessuno a partire dalle TV parlavano più di questo caso. Questo canale ogni giorno riproponeva le fesserie di Sebastiano e Sebastiano, per cercare di screditarlo, alcuni giorni fa ha raccontato a 2 amici di Quarto Grado, così mi viene riferito da lontano, che io sono il nipote di Silvia. Ovviamente l'intenzione nascosta dietro questa affermazione sta nel dire lui fa il ruolo del difensore della banda degli onesti, non perché ci crede ma solo perché è parente. E poi c'è anche il merito di Sonia, che ha collaborato dal primo momento. Ricordiamo che questo canale al 31 dicembre 2021 aveva già fatto 4 video sulla scomparsa di Liliana. Sonia dal primo minuto, con i suoi poteri di lettura fotografica, identificava nel bosco dell'ex OPP questa sagoma e me la mandava. Effettivamente chi vuole vede una figura ben precisa in questa faccia. In conclusione, allora, ricordiamo, ci sarà una conferenza stampa tra lunedì e giovedì nella quale verranno finalmente ufficializzate le conclusioni della Cattaneo e da quello che risulta si tratta di omicidio. Liliana è stata strangolata e quindi soffocata meccanicamente e sarebbe stata uccisa il 14 dicembre e conservata in un luogo freddo, questo lo dice l'analisi del microbiota.